Sono impressioni un po' particolari in quanto entrare in un emiciclo così grande con 600 deputati fa un po' effetto. Mi sono subito abituato a questa atmosfera della Camera dei Deputati, ho partecipato circa un centinaio di votazioni e mi sono reso conto che il lavoro di parlamentare, se uno vuole farlo bene, sarà veramente arduo e impegnativo. Ma quali saranno gli impegni del neonorevole Dino Secco per il suo territorio nel corso del suo mandato parlamentare? Io penso che con la mia esperienza di amministratore locale cercherò di portare avanti soprattutto alcune tematiche che sono quelle del turismo, che sono quelle del lavoro, che sono quelle della salvaguardia delle piccole attività commerciali ed artigianali che sono alla base della salvezza anche dei centri storici. Su queste posizioni io cercherò sempre di battagliare per portare qualche risultato nel Vicentino e nel Veneto.